Dottor Iacolino, qui a questa festa dell'Ordine dei Medici ci sarà un suo intervento, anche un bilancio della sua attività, dell'assessorato che dirige, che in questo momento assume un ruolo importantissimo anche per le cose che state facendo, che è quello della sanità. Beh, c'è la sfida del PNRR, 806 milioni di euro che sono stati finalizzati per potenziare la medicina del territorio, per rendere l'assistenza sanitaria territoriale di prossimità più vicina alle esigenze dei cittadini, dalle centrali operative alle case di comunità, agli ospedali di comunità. Allo stesso tempo un potenziamento tecnologico. La medicina ha bisogno però di personale, il profilo professionale medico oggi è particolarmente carente, ci siamo dovuti rivolgere all'estero, così come stiamo lavorando intensamente per quanto riguarda il processo di abbattimento delle liste attese, incrementando l'offerta istituzionale con un piano di azione che prevede un cronoprogramma e obiettivi concreti e sfidanti nei confronti dei direttori generali appena contrattualizzati. Il prossimo step sarà evidentemente la revisione della rete ospedaliera, nella quale evidentemente dovremo eliminare duplicazioni, sovrapposizioni, concentrare l'offerta sanitaria, garantendo tuttavia a ogni ospedale una dignità da ospedale con specialità che possano offrire una vasta gamma di servizi nei confronti della popolazione assistita. C'è un abbattimento delle liste d'attesa? C'è stata una notevole riduzione delle liste attese, è un problema nazionale. Recentemente il governo nazionale è intervenuto con un decreto legge sul quale la conferenza Stato-Regioni ha formulato e proposto osservazioni e rilievi. Abbiamo lavorato intensamente da un anno anche con l'apporto dei privati convenzionati e delle case di cura private, che hanno avuto e avranno un ruolo importante in questo processo graduale di revisione delle liste di attesa e soprattutto di erogazione concreta di prestazioni sia ambulatoriali che di ricovero. E questa è la vera sfida che certamente ridurrà notevolmente il ricorso da parte del privato cittadino alle aree di emergenza, oggi ingolfate da richieste di prestazioni assolutamente inappropriate. Un focus su Agrigento, sulla sua città? Beh, la provincia di Agrigento è una provincia importante, il direttore generale nominato è stato contrattualizzato, anche nei suoi confronti ci sono obiettivi concreti, va certamente potenziata la medicina ospedaliera come quella del territorio, ci sono alcune situazioni concrete a Sciacca, ad Agrigento, a Licata, c'è un problema di cardiologi, c'è una carenza di ortopedici, c'è la stroke unit di Sciacca che ancora non è stata compiutamente attivata, c'è l'esigenza di potenziare l'offerta sanitaria. Noi abbiamo assegnato ad Agrigento ben 33 medici provenienti da paesi terzi attraverso un avviso che abbiamo emanato a livello regionale. Contiamo che anche attraverso questo innesto importante che abbiamo fatto, unitamente a una serie di autorizzazioni per incarichi di chirurgo, diciamo anche nell'area cosiddetta amministrativa di supporto, contiamo che questa nostra straordinaria collaborazione nei confronti della direzione generale possa garantire quei risultati di salute che la popolazione merita. Ultima domanda, ecco, il problema della siccità, della mancanza di acqua, come si affronta nelle strutture ospedaliere anche da parte del vostro assessorato? Diciamo che fin qui non sono state registrate particolari difficoltà, c'è un'esigenza tuttavia anche negli ospedali di garantire la dotazione idrica necessaria, ma è un problema che riguarda le strutture che erogano per esempio prestazioni nei confronti di soggetti emodialitici, per cui anche sotto questo aspetto siamo intervenuti. C'è una unità di crisi che è stata istituita dal Presidente della Regione, c'è un monitoraggio costante, occorre mettere in atto tutte le energie e le azioni utili per garantire una risposta che anche sotto questo aspetto appare assolutamente essenziale.